2 arrestati e 13 fermati tra i pro-Palestina per i disordini in centro, 3 denunce a piede libero allo stadio. Questo è il bilancio della serata di violenza che ha sconvolto Udine. I reati vanno dalla violenza alla resistenza e anche dall'utilizzo di travisamenti con oggetti atti ad offendere. L'accusa per gli arrestati, 2 uomini, uno in carcere e uno ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida che si terrà probabilmente venerdì, e per entrambi di resistenza. Uno è accusato anche di danneggiamento. Abbiamo visto una foto di un manifestante che con un bastone aggrediva, attaccava uno dei mezzi della polizia. È uno degli arrestati? Potrebbe essere. Si parla di persone a voi già note? Sicuramente sono note agli ambienti delle Digos delle varie parti d'Italia, anche la nostra. Sono tutti italiani del nord-est, in maggioranza del Pordenonese, più 2 sloveni, maggiorenni, 9 uomini e 6 donne, i coinvolti nella guerriglia urbana. 2 uomini e una donna invece allo stadio, per aver tentato di invadere il campo. La donna anche per resistenza pubblico ufficiale. Per tutti i fermati è scattato il foglio di via dalla città di Udine. Ma potrebbe esserci anche il provvedimento del DASPO sportivo. Si indaga su una possibile premeditazione dell'azione? È sicuramente prematuro dire questo. Adesso noi stiamo ragionando su quelli che sono gli eventi, verificheremo tutti i filmati in nostro possesso e poi potremmo, fare un attimo la quadra un po' su tutto. Il bilancio dei feriti comprende giornalisti, agenti e carabinieri. Un giornalista di Local Team colpito da un sasso è stato portato in ospedale per un trauma cranico. Una giornalista della RAI è stata colpita ad una gamba. Tra le forze dell'ordine 6 agenti sono finiti in ospedale, 2 sono stati trattenuti in osservazione, altri 4 sono andati all'ospedale di Latisana. Un carabiniere è stato medicato in strada per escoriazioni, feriti anche 6 militari del reggimento FVG di Gorizia e 1 dell'Arma di Milano. 3.000 in tutto le forze dell'ordine messe in campo per la sicurezza dell'intero evento, 1.104 quelli impiegati soltanto nella giornata della partita e della manifestazione.